Buonasera a tutti, questa TV, il fenomeno di oggi, di Esese, del suo mese di Natale, 2020, Kimbe, questo mese pure un casino, arrampicanne, e andando dai Nantes. Bene, vediamo su come si presenta poi esa die, ecco, la die si presenta di voi, batta neura che sono scampianne in cui impalaniede, e comunque dagli ultimi belle che supposano passata un pacco, ecco qua, ti immagino un po' che deve posare questo. Te non era taso, stava non era da chi, e questa lunga si avassana e verso al deck che sono già in occhio, insomma, e non scopuzzano, poi tornate a spalazzare un pacchetto, ma sai, no, questo per essere a dire crase, scusate, vado nel sbaglio, ecco qua, mezzo carragliato, quindi un po' belle che tutto da dire, 11 gradi temperatura massima, 7 gradi temperatura minima. Crasa, più o meno la stessa cosa, solo che batta orario si non beata a copulare adesso tutto. 3 gradi o la temperatura massima, 10 gradi la temperatura minima. Bene, l'iscritto è battapito una grande estra, poi siamo in nedda, insomma, che tapito lo schentano, un'edda composto, l'ore del babbo, siamo nella Torino, scusate, l'ore del babbo, beh, a 7 metri, insomma, poi si è fatto su Cumbitu, che in 7 metri su Matessi, sono l'augurio, siamo nella podata, siamo nella, non staremo a facere, insomma, Giovelmato, capoato, maestro riservato a sua famiglia, a soschento che banta. Cioè, quindi augurarne vinasa a noi se tutto a bidurare. Va bene, andiamo da innantisi e da uno stoccamento chi le no capacardiese, due chi de capitan de Natale, a sa 7 de ortedie in su salone Probania, cussizzo lo conto a suo simbolico fatto da suo anziano, consigli contro gli imbrogli agli anziani e non solo, che Napoli a due da Natale, a sa 7 in su salone del Probania, organizza Sastuzio a Chimolo in collaborazione con Salma, adesso Scarabinieri. Ma un appuntamento, bilamo spuruoie in su salone del cinematografico, il suo salone de Sariston, Cinema Ariston, in un bene proiettato, filmato, sesso e potere, walk the dog. A che parte sarà segna cinematografica tra vita, morte e televisione, immagini per pensare. Questa sera sabato 6 a Sasotto del Zero vanno a essere espulsi Natalino Piras, Anna Raionare e Franca Carboni. Bene, poi abbiamo tutto il calendario dell'Uvula, oggi di Esese non va nulla, ma a casa di Esette, biblioteca comunale,
Prova? Come vi siamo storra, ma noi che non sono arrivato e boh, vabbè. Comunque abbiamo appuntamento, che bisogno e poi boh, il resto brinchiamo da innanzi. Sì. Ecco, l'appuntamento, un appuntamento da aumentare scusto, oggi su Cinema Ariston e sarà segna cinematografica tra vita, morte e televisione, immagini per pensare, questa è la proiezione del suo filmato di Sesso e Potere, Walk the Dog, Dustin Hoffman e Roberto De Niro sono attori principali di questa rassegna, poi ben ragionata dopo la proiezione di Natalino Pilas e Franca Carboni. A te la scorsa radioambientale, appuntamenti che riguardano vizi, sono consigli contro le truffe agli anziani e non, organizzato dall'associazione Achimus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Segnali di allarme, misure e strategie pratiche operative per contrastarle le truffe. Insomma, invitiamo tutti a partecipare a questo fatto questo evento in su salone del Probania Ludoichi che napura doichi de Natale a sa 7 de Orta e Die non manchettasa poi borramento che il stato compreta adesso scantano sia a Torina composto Sore de Babu una grande esta che poi è stato il compito pure in suo salone de Probania aumentamos impresse, tutto canta sa scola, questo still'uvola, tanto Francisco dei Verru, cominciato il 29 e termina su 31, 29 di Sant'Andrea termina su 31 di Natale, oggi non va nulla, ma casa 8, no, casa 7, cioè scusate, a San 7 del 0, canti dal cappello, sa biblioteca comunale, Viale della Repubblica, con Stefania De Luigi. Bene, tante altre cose che poi mano a mano collego ho bosamento pure su Christmas Party il beste casa posso spizzinnolo ha salvato le mesa il su Te Planet Club si paga 15 euro lo spizzinello in cui tante sorprese tanti giochi viene in arana a spizzinello a imboccare la lettera da Probabbo Natale, quindi un bello divertimento con sul pizzino, mamma e babbo, non manchetta dello spiccare, poi non manchetta, Manzano, a su circo, Maccus, che presenta da White Star, a sa Sonniche Barantakimbe in piazza del Sumarcatto, Fratelli Preiata, Corso Vittorio Veneto e piazza Asproni tanta cosa bella da trapezio, cerchio aereo, contorsioni, coda aerea, trampoli, cerchio aereo, eccetera, eccetera. Tanto l'esercizio del circo, insomma, lo solito chi si ha che in poco evento, insomma. Io ho nato poi, piccolo, un pacco l'estro, so chi la presidente Todde piccata ad interim su assessorato alla sanità e quindi praticamente Bartolazzi è netti spostato da essere assessorato ma non lo lasciano a che nulla, cioè gli danno un incarico di consulente e quindi su Michele sul ruolo suo e su appannaggio su sordello suo lo si sta a guidare. È chiaro che l'opposizione te lo studi mannata bene come ha fatto questo, ma un attimo scuro, il teatro intenzione di hacker. Chi Bartolazzi non sarebbe stato all'altezza o per noi dato, o volevamo nato già un anno fa, che per esempio contento che come buon esiste, abbia stato scuro voi. Sì. Andiamo da innanzi, sino che abbiamo in scuola un ammento di Albino Bernardini, protagonista e scrittore di Le bacchette di Lula, tutto canto abbiamo lesso Le bacchette di Lula il 13 dicembre nell'aula magna del Loggiano di pomeriggio, un pomeriggio dedicato alla narrativa per l'infanzia, momento dedicato a insegnanti, educatori, studenti, famiglie e chiunque ami la scuola.
quindi iscriviti in scuola per questo evento. Allora, andiamo da innanzi, sino che beste un'intervista a Umberto Calimberti, un filosofo, insomma, ospite prima a Nuoro, poi a Cagliari. Il potere agisce con la persuasione, l'unica antitesi possibile è la cultura. L'isola della bellezza se non si mischia al continente. Dobbiamo andare da esempio, però accanto parete ne yuchimus all'imbasicca de Badasa. A Nuoro ha parlato della verità. Dire la verità oggi è un atto sovversivo, sostiene, perché penso quello che diceva Nietzsche, che quanta verità siamo in grado di sopportare e osare, e aggiunge: l'errore non è cecità, è viltà. Platone dice: sia le parole di verità che di inganno devono essere accompagnate da persuasione, e chi la possiede ha in mano il timone per dirigere chi ascolta. Platone ha già detto tutto sul populismo, e infatti Gaieste, insomma, Conte, Salvini, eccetera, eccetera, mastro del populismo, però alla gente Zinchingulli tutto che abba brisca. E no, che questo Umberto Galimberti ha perfettamente ragione, come ragione a Platone, insomma, ai danni di questo argomento. Quindi in realtà la verità in sé non conta, certo che non conta, come si sa che sta ingollire dal balla. Eppure media e politica cercano di darsi una credibilità proprio attraverso la ricerca della verità. E risponde Tisse: ma non la dice più nessuno, perché in una società complessa, e quella dei nostri nonni non lo era così tanto come oggi, bisogna avere strumenti culturali, e non pochi, saper comprendere l'economia o i processi delle scienze, e queste competenze non le abbiamo. Perciò succede che il primo che ci dice qualcosa che ci affascina lo seguiamo. E De Gaiesti, insomma, perché è una questione contemporanea. La situazione è peggiorata a furia di frequentare l'informatica. Il cervello si è abituato a pensare come un computer che fa 0 e 1, esiste sì o no, e al massimo non so, ma con un codice binario non riesco ad interpretare il mondo. Questo è proprio, ti presenta su bianco e su nero, putiniano contro putiniano, pro palco e sionista, e così via, antisionista, ecco. E quindi la procedura mentale che imbagagliamo è basata su di un sistema sequenziale, appunto adesso, informatica 01, sì o no. Ci mancano gli strumenti, l'inarso giornalista. L'unica antitesi al potere si chiama cultura. In Italia la scuola va malissimo e al potere va benissimo così. Quando l'umanità diventa gregge, vuole un animale capo, ma è qualcosa che va anche oltre l'Italia. Non è un capo che ha una delle non è un caso che una delle prime mosse di Trump sia stata togliere i finanziamenti alle università che non seguivano le sue idee. Non c'è più un atteggiamento critico in giro. Ogni opposizione viene perseguitata e ignorata dal potere. E quindi arrivavamo a tenere poi possa Sardegna, vediamo un pacco. Allora, cultura c'è speranza, questo è un articolo delle Lega. Nell'isola intendiamo l'accezione negativa di essere isolati, ma può rivelarsi un bene in questo senso? La società sarda non è ancora contaminata del tutto dalla società al collasso che ha appena descritto. In auto ho fatto il percorso da Nuoro a Cagliari. Dal finestrino ho guardato la Sardegna interna e mi sono detto che vivrà nella sua bellezza eccezionale finché resta Sardegna e non si mescola alla cultura del continente. È vero che avete dei mezzi di trasporto troppo miseri, ma la tutela del vostro paesaggio può evitare che vi trasformiate in un'altra grande Olbia, cioè una colonia
di milanesi ed europei che vi fa diventare una spiaggia utilizzata da tutti quelli che abitano al nord e poi più niente. Perdere le radici in questo caso vuol dire diventare anonimi. Professor Galimberti, lei bacchetta tanto la società digitale, però gli estratti del suo video diventano virali proprio nei luoghi digitali come se lo spiega. Ai giovani ho sempre detto la verità. Il loro disagio è culturale, gli abbiamo tolto il futuro e non è una frase fatta. Che motivazione hanno i giovani per impegnarsi? Non si va avanti se qualcosa ti spinge, ma se qualcosa davanti ti attrae. Ecco, bella questa frase. Non si va avanti se qualcosa ti spinge, ma se qualcosa davanti ti attrae. I professori smettano di dire che gli studenti non hanno volontà e si chiedano se da trasmettin e chiedono se sono carismatici e attraenti. Queste cose le dico e i giovani capiscono di essere fotografati e lo apprezzano. Mi fa piacere. Chi l'ha apprezzato che sia diventato virale. Un articolo bello da leggere. Io ho usato il nostro telefono, può che la fotografia può non mischiare che tu mi sa cosa, ma non mi piace come sono vestita. RVM, terminata la valutazione, la regione verso l'ok all'impianto. Vamos, una manifestazione rubatori che bloccamos il cambio turno in Savrabica, bloccamos e cercamos di dare il più al possibile. Insomma. L'anticipazione di Tode, i pareri degli uffici si rispettano e si applicano, e cioè Tode pure, quindi posso via a ampliamento di una vrabica che ha che bomba e che ha fatto una parte di questa vrabica abusiva e appetito della sanatoria dopo. Cioè, non è che l'hanno fatto demolire l'ampliamento, no, non ve l'hanno fatto demolire, su poverito ve l'ha che demolire, oppure che lo pongono in tribunale. Non dà manco causa, la causa ve l'abbiamo fatta noi, regalo andando in tribunale. La regione si prepara a chiudere il dossier sulle autorizzazioni per l'impianto di Domus Novas di RVM. Gli uffici dell'assessorato all'ambiente e degli altri assessorati coinvolti, praticamente tutti esclusi il bilancio e affari generali, stanno inviando le loro osservazioni alla Presidenza, che dovrà trarre le conclusioni portandole nella delibera che autorizza l'ex post, cioè dopo che l'ha assaggiato, visto che i lavori sono già stati completati, autorizza l'ampliamento degli impianti della RVM che oggi producono ordigni bellici, bombe, mine e proiettili per il paese NATO. I tempi per la decisione della Giunta scadranno la prossima settimana, ma la decisione più politica e tecnica è stata già assunta. In ogni caso, la Regione, viste le sentenze del TAR a conclusione di un lungo, complesso percorso giudiziario, in caso di mancata accoglimento della richiesta dell'RVM per l'autorizzazione ambientale, avrebbe corso il rischio quasi una certezza di vedersi commissariata. E va bene, arriva sul commissario, commissariata solo poco subato, naturalmente, da un organo dello Stato. La Regione però darà il via libera all'impianto già realizzato, pote iscrivere. All'impianto già realizzato, non si neanche a Sergonza. Il governo impugna la Regia Sarda comparto unico incostituzionale, che pure è un problema, no, priva di anche una legge, la regione tiene impugnata. L'assessore Spanedda, grave atto politico, non si riconosce l'autonomia. Questo l'abbiamo già visto. Prova? Sì, Bisemo Gallo. Morto in ospedale Giovanni Ricci, l'autore di diversi saggi sul banditismo. Non scordate leggere il libro di Giovanni Ricci, ma sono veramente interessanti. Ufficiale dei Carabinieri, originario di Aggius, si è spento nell'ospedale di Olbia dopo una breve malattia. Giovanni Ricci, ufficiale dei Carabinieri, cultore di storia del diritto italiano nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari.
autore di diversi saggi sui fenomeni criminali in Sardegna e tra gli ispiratori del Museo del Banditismo di Agios. Ricci era nato ad Agios e aveva mantenuto un fortissimo legame con la sua comunità. Era stato anche consigliere comunale. La sua carriera nell'Arma dei Carabinieri è stata caratterizzata da importanti incarichi, prima come comandante della compagnia del nucleo operativo di Nuoro e poi con l'incarico di comandante del nucleo investigativo di Olbia. Giovanni Ricci è autore di diversi saggi sul banditismo, tra questi il libro dedicato alla figura di Laiku Roglia, Luigi Fresi Roglia, uno spaccato di Olbia e della Gallura negli ultimi decenni dell'Ottocento, ma in effetti ha scritto pure cose da chi numerano abizi. Andiamo da innanzi, maggioranza, si tratta sulla sanità, rimpasto vicino, ma non c'è una data. Todde e Bertolazzi sorridenti dopo un incontro in Viale Trento. C'è anche il nodo agricoltura, sullo sfondo le tensioni sul Legas. Andiamo già ragionato lateral dire, praticamente la Presidente ha votato chi sul centro-destra. Progressisti senza gruppo, cioè il gruppo che deve spiegare l'assessorato all'agricoltura, come hanno posto il numero locale, l'assessore uscente è stessito dal suo gruppo e quindi non ha il numero può avere un gruppo. Gli scossoni in giunta hanno ripercussioni sulla geografia dei gruppi in consiglio regionale. Dopo le dimissioni dell'assessore all'agricoltura, la prima cosa che Gianfranco Satta ha fatto è uscire dal gruppo dei progressisti per passare al misto, gruppo composto da 3 persone, 3 rappresentanti, Satta appunto, Francesco Agus, prossimo alla guida dell'agricoltura al posto di Satta, e Ivan Pinto, però senza Satta per i progressisti perdono il diritto di essere gruppo. Andiamo all'ultima fase, i filtri non bastano dai call center chiamate senza sosta, cioè adesso il numero del call center non si ne pote pruso, mi chiamano anessi servi ad assadie, le associazioni dei consumatori dall'Agicom contromisure inutili, cioè le contromisure che hanno piccato, salve abbiamo ricevuto il tuo curriculum. La voce registrata, al di là della cornetta, è gentile, ma magari chi ascolta ha superato l'età della pensione e non ha alcuna intenzione di riprendere a lavorare. 10 minuti dopo è la volta dell'acqua depurata che ti propongono dalla Grecia, e poi l'elettricità, la fibra, il gas, tutto ciò che è diventibile esiste. Il cellulare squilla di continuo, dalla mattina alla sera. Festivi inclusi, senza tregua neanche nelle ore dei pasti. Un tormento secchito. Arriviamo a Trumpedo, e Trumpedo è sempre up e down. Trump contro l'Europa cambi o sparirà. Il problema è che a terra sua Stati Uniti è già cambiato, impero naturalmente, quindi uno pagliazzo del suo genere che comanda tutto, l'ipotesi, il Tikkun vuole lasciare al vecchio continente la guida dell'alleanza atlantica, ma tanto tempo era finito, cacate un paio anni e poi ti sei di Sacratea, ti sa spantofola. La security strategy, l'UE, è irrealistica. La strategia praticamente dell'Unione Europea è realistica su Ucraina e NATO e censura la libertà di parola. Vabbè, tancamos e nos damos appuntamento a stasera su cinema. Bene, poniamo a occhio però, è basta che non fanno. Ah, ecco qua. Sì. Mi pare che come siete inteso, adesso si sente tutto ok, va bene. Anzi, scusare, ma viene che non cola sa vibra e stiamo due.
mentor videre e buon a tutto da Bisti TV, Adioso e Mentosu a casa.